sono domande per l'ispettore? Ispettore Bucetti, questa perquisizione esattamente quando è stata effettuata? Mi pare che l'ha già detto, nel novembre 93. All'epoca chi era il gestore del consorzio dell'officina? All'epoca era Carciotto Salvatore. Lei ha detto prima che questo nel consorzio era gestito da Aiello, non ha specificato il nome. Avete fatto accertamenti rispetto all'epoca in cui lo Aiello avrebbe poi dismesso la gestione del consorzio? No. Voi fate un accertamento al novembre 93. No, non l'abbiamo fatto perché il nostro scopo su input della direzione nostra era quello di riscontrare quanto aveva dichiarato il collaboratore, effettuare la perquisizione al fine di rinvenire le armi. Armi non ne sono state rinvenute. Al Carciotto non è stato chiesto da quando lui gestiva il consorzio? Sì, è stato assunto a verbale, però non ricordo lui quando. Se era un anno prima, 2 anni prima, 6 mesi prima. Comunque non meno di 6-8 mesi l'aveva preso. Da non meno di 6 o 6 mesi. Cioè non ricordo comunque con certezza, poi vedremo magari documentalmente di poterlo accertare. E lei dice che sono state trovate delle rice trasmittenti. Esattamente dove vennero trovate queste rice trasmittenti? Nell'ufficio veniva trovato una coppia di rice trasmittenti portatili e nel sottoscala invece quell'altra rice trasmittente fissa. Cioè l'ufficio di cui era l'ufficio il capannone. Gli uffici presso il capannone. Il capannone, sì. Dico cosa inesatta se dico che nel verbale sia di perquisizione che di sequestro non c'è traccia di questo sopralluogo fatto in compagnia di Matteo? Perché all'epoca ritengo che era ancora coperto dal segreto, poi noi abbiamo agito su input della Procura di Palermo a seguito di funzionari che erano venuti da Roma. Quindi non c'è, nel verbale non c'è traccia, corrisponde al vero. Grazie. Solo un momento. Dare ispettore. No? Come? Ma scusa, poi io. Pubblico ministero ha domanda. Sì, al febbraio ispettore, dalle foto numero 14, 15, 16 e 17 sembrerebbe, io chiedo a lei conferma, che queste foto riproducono un piano interrato, perché vi sono delle finestre con delle luci. Le spiace, mi scusi. Ecco, vorrei che lei ci descrivesse un pochettino rispetto al piano stradale. Sì, infatti ecco. Si entrava attraverso una scivola posta sulla sinistra. E quindi si scende. Ecco, questa qua.
Dalla foto numero 12 si vede che c'è una scivola e sulla destra c'è diciamo una porta, una sala cinesca grande dove si entrava in questo deposito che si vede nella foto 14 e 15. Ecco, lei ricorda il nome di qualche funzionario della DIA della DIA Centro di Roma, che abbia partecipato al sopralluogo con la presenza del Di Matteo? Sì, c'erano due funzionari, c'era il dottor Caridi e il dottor Gratteri. Grazie. Possiamo licenziare il testo e Sì, può sì. andare, ispettore? Grazie. A lei. C'è una richiesta dalla difesa, noi chiediamo che le foto mostrate al test in questa occasione, anche quelle mostrate all'ispettore Leo, quali documenti siano inseriti, si vengono acquisiti al fascicolo del dibattimento. L'avremmo fatto noi, poi ci riserviamo di farne anche noi richiesta. Cioè, la facciamo sin da adesso, ma siccome Allora, volevamo introdurre altre cose, intanto l'acquisizione delle fotografie. quindi Presidente, per intenderci, vengono acquisite sia le foto mostrate all'ispettore Buceti che quelle mostrate all'ispettore Leo. Non lo so. Si accomodi, ispettore. Lei è l'ispettore Cavezzo Albano? Sì, Mi pare che c'è stato già a testimoniare qui, è la prima volta che viene. la prima volta. Allora, le sue generalità, qual luogo e la data di nascita e l'ufficio di appartenenza, per favore. Allora, ispettore Alvaro Cavezzo, è nato a Matrice 25/8/53 Dove presta servizio, ispettore? presso la squadra mobile della questura di Catania. Vuole leggere la formula del giuramento? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Ispettore, dagli atti anche a disposizione della Corte, lei risulta firmatario di un verbale di identificazione e di accompagnamento del 26 ottobre 93 che riguarda Comis Giovanni, Tomaselli Antonio, Scalia Vincenzo, Di Paolo Aldo, Di Bella Gaetano, Marletta Salvatore, Marciante Filippo, Zuccaro Nunzio e Cristaldi Salvatore. Mi rendo conto che è passato parecchio tempo. Lei ha ricordo di questa attività? Può indicare alla Corte che tipo di accertamento è stato fatto? Cioè, mi sembra che l'intervento sia scaturito da una segnalazione anonima. Non ricordo se era sulla linea 113 o direttamente presso gli uffici della squadra mobile, che avevano segnalato un latitante in un bar ad un numero della via Duca degli Abruzzi la presenza di un latitante, senza indicare chi. Perciò abbiamo approntato, non ricordo se 2 o 3 macchine di personale che in quel momento presente in ufficio, e siamo andati sul posto segnalato, dove a quel numero civico indicato non vi era nessun bar, vi era soltanto dei portici che davano l'accesso in uno spiazzo condominiale dove c'erano comunque dei negozi, ma nessun bar. Perciò noi, siccome precedentemente sapevamo che nella stessa via Duca degli Abruzzi, salendo, c'erano altri bar dove frequentati da persone malavitose,
E siamo andati a fare dei controlli, tra cui, mi ricordo, salendo forse siamo andati prima nella torrefazione Lorè, e mi sembra che era chiuso. Poi nel bar, nello stesso angolo, di fronte c'era un altro bar, ma c'erano soltanto, non ricordo se c'erano pochissimi avventori o non ce n'erano. E poi siamo saliti ancora per la via degli Abruzzi, dove nel bar Mocambo abbiamo notato, salendo, alcune persone, e nella traversa, che questo bar mi sembra che ha delle entrate sia sulla via 2 degli Abruzzi e sia nella traversa. Abbiamo notato un gruppo di persone, anzi 2 gruppi di persone, che stavano parlando fra di loro. E siccome io conoscevo 2 di questi, delle persone che facevano parte, che erano ferme lì, se non ricordo male Cristaldi e Comis, perché erano già stati attenzionati da noi in precedenza, perché erano stati latitanti in epoca anteriore, abbiamo pensato di controllarli tutti, anche perché la segnalazione parlava di un latitante e essendovi altre persone che noi non conoscevamo, almeno io non conoscevo, l'abbiamo fermati tutti quanti, identificati. Ispettore, lei ricorda se avete verificato se le persone in questione che avete controllato si conoscessero fra loro? O se a tale conclusione sì, siete arrivati in base a qualche elemento? Perché noi l'abbiamo controllati tutti, abbiamo controllato abbiamo accertato sul posto che molti di loro avevano delle autovetture ferme lì, sia nelle immediate vicinanze, e poi anche se erano 2 gruppi distanti un paio di metri, parlavano un gruppo verso l'altro. E poi, se non ricordo male, c'era anche, erano in possesso anche di telefoni cellulari, tra cui mi sembra che quello che era in possesso a Cristaldi l'aveva avuto in prestito da una persona dell'altro gruppo, mi sembra Zuccaro, che non era poi a sua volta dello zucchero, doveva essere del datore di lavoro dello zucchero, ma che comunque l'aveva dato in prestito a Cristaldi. Questo come l'avete accertato, ispettore? Questo fatto relativo al prestito del telefono cellulare? Abbiamo chiesto a Cristaldi, che ha confermato che era e poi lo stesso Zuccaro ha confermato che era del suo datore di lavoro. E il nome del Cristaldi che lei conosceva ha detto? Salvatore. Perché sono 2 fratelli, io conoscevo lui che era latitante. Mentre dello Zuccaro? Non lo ricordo. Zuccaro, comunque questo agli atti. Non lo ricordo. Scusi, con riferimento a Tomaselli Antonio, avete fatto accertamenti su una pizzeria che sarebbe stata gestita? Sì, lui gestisce la pizzeria di fronte al bar, nell'angolo opposto. Almeno all'epoca gestiva la pizzeria, e l'ha confermato anche lui stesso. Avete fatto accertamenti su Marletta Salvatore? Cioè, in particolare questo Marletta Salvatore le risulta se abbia rapporti di parentela con tale Marletta Ernesto? No, non lo ricordo se l'abbiamo fatti oppure no, che io penso, in base all'intervento della segnalazione, noi pensavamo che possa essere stata fatta per il Comis, perché il Comis era stato colpito da un'ordinanza di custodia cautelare prima, ma poi durante la latitanza era stata revocata. E al momento che io del fermo... Cioè, mi faccia capire in che senso era stata revocata? Cioè, era latitante il Comis? No. Al momento, quando è arrivata la segnalazione e poi non l'abbiamo vista, noi riteniamo che possano averla fatta per il Comis,
che era stato antecedentemente latitante dal dicembre 92 e poi dopo un determinato periodo di latitanza l'ordinanza venne revocata dalla guida che l'aveva emessa. Non ci sono altre domande? Mi scusi ispettore, che lei ricordi, qualcuno dei presenti che avete controllato aveva per caso in mano oppure in macchina qualche sacchetto, qualche pacchetto con roba da mangiare, con spesa, qualcosa del genere? Io personalmente non lo ricordo, anche perché noi abbiamo controllato, erano diverse autovetture, un 5-6 autovetture. Non lo ricordo. Né in mano, insomma, non ricordo di questo. Mi dica un'altra cosa, un'ultima cosa. Nei suoi ricordi questo bar Mocambo è ubicato, che ubicazione ha rispetto al mercato rionale di Picanello? È vicino, lontano? Il mercato rionale di Picanello credo che lo sappia, dove ci sono mercati di... Io non ho molta dimestichezza del quartiere Picanello, però mi sembra che sia un po' distante dal mercato rionale. Se lei il mercato rionale quale intende? Quello che c'è a Picanello in via Duca degli Abruzzi, dove c'è il distributore? Sì. No, insomma, un po' distante. Distante cosa intende lei, scusi? Qualche centinaia di metri all'incirca, no, con esattezza non lo so, ma comunque vicino non è. È tutto relativo all'intesa vicino. Per quelle che non lo ricordo perché io non ho molta, ho precisato prima che non ho molta dimestichezza di quelle del quartiere. Va bene, la ringrazio. Possiamo licenziare il test? Può andare. Presidente, scusi, una domanda. Sì, l'avvocato Antilla è alla sua sinistra, ispettore, va. Sì, no, soltanto un chiarimento. Quando avete accertato che la telefonata anonima in verità non vi conduceva in un bar, perché nel posto lei ha detto in verità non c'era nessun bar, quindi era una telefonata diciamo così strana, no? E siete saliti verso il bar Mocambo, lei ricorda l'orario in cui siete andati prima a cercare il bar della telefonata anonima e poi i tempi che avete impiegato, cioè quanto tempo avete impiegato nel cercare questo bar che non avete trovato e poi siete andati al bar Mocambo? Dall'accertamento negativo del primo posto alcuni minuti. E quindi che ore erano più o meno? Lei se lo ricorda che orario era questo accertamento e che orario è avvenuto? In un orario in tempo di notte, di giorno, di sera? Di sera non tanti, comunque di sera. Verso che ora? Se lo ricorda più o meno l'orario? Faccio uno sforzo, più o meno era dopo il tramonto, prima del tramonto? No, dopo il tramonto. Dopo il tramonto? Verso le 20 e qualcosa. Va bene, sì, grazie. Va bene, non ho altre domande. Anche perché noi... Sì, va bene, era quella la domanda. No, mi bastava. Tanti pensavamo anche ad altre. D'accordo, sì, grazie, va bene, era intorno alle 20, grazie. Presidente, posso? Può andare, ispettore. Presidente, posso fare una domanda? Dico, al tempo però. Sì, no, ho aspettato che finisse l'avvocato Antilla. Sì, ispettore, lei conosce il signor Fichiera Alfio? Signor? Fichiera Alfio. Siamo fuori dal capitolato, non si ammette la domanda. Ci sono altri interventi? Può andare, ispettore. Ora, in questo momento, non è possibile. Il prossimo test. Granata Giovanni. Si accomodi, ispettore, le sue generalità e l'ufficio dove presta servizio, per favore. Nome, cognome, luogo, data di nascita e l'ufficio dove presta servizio. Ispettore Granata Giovanni, nato Sabbirovati, 255, squadra mobile Catania. Sì, vorrei leggere la formula. Consapevole delle responsabilità morali e giuridiche che mi assumo, con la mia disposizione mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero.
Ispettore, lei si è occupato di della identificazione di alcune persone avvenuta in data 26 ottobre 1993. Le persone di cui si tratta sono Comis Giovanni, Tomaselli Antonio, Scalia Vincenzo, Di Paolo Aldo, Di Bella Gaetano, Marletta Salvatore, Marciante Filippo, Zuccaro Nunzio, Cristaldi Salvatore. Ricorda questa identificazione? Sì. Sono stati fatti accertamenti su Marletta Salvatore, tra una delle persone che sono state identificate? Da parte mia no. Da parte sua no. Non ci sono altre domande, Presidente. Signor Presidente, Luciano, sì. in sostituzione dell'avvocato Carmelo Calì, difensore di fiducia di Tomaselli Antonio. Lei ricorda di aver identificato il signor Tomaselli Antonio? Io ricordo che sono andato ad identificare le persone che formavano un gruppetto di 5-6. Successivamente mi sono trovato tutti i documenti in mano e ci siamo arrivati in questura per, fare gli accertamenti di... Ma lei conosce Tomaselli Antonio? Sì, lo conoscevo. Lo conosceva. Sa se è titolare di una pizzeria nei pressi del luogo dove è avvenuta l'identificazione? Ho saputo dopo che era titolare della pizzeria. E si ricorda... che era di fronte al fermo che abbiamo fatto. Quindi lei è in grado di dire se il Tomaselli Antonio, allorché siete intervenuti voi della Polizia di Stato, si trovava fuori dalla pizzeria o dentro la pizzeria? Non posso, cioè sul gruppo che controllavo io non c'era. Non c'era? Nel gruppo che ho controllato io no. Il gruppo che ha controllato lei si trova ovviamente sul marciapiede e lontano da qualsiasi locale pubblico? Cioè stava sulla strada praticamente? Diciamo così, all'angolo della travestina dove c'è il bar e di fronte poi c'è la pizzeria. Quindi le esclude che il Tomaselli si fosse trovato tra quelle persone? Tra il gruppo che controllavo io non escludo. Non c'era. Se era sull'altro gruppo questo non... Cioè, e l'altro gruppo dov'era? Ma un paio di metri, cioè era sull'angolino della strada. Lei ricorda se la pizzeria era aperta quella sera? Sì, mi sembra di sì. Quindi si lavorava nella pizzeria? Mi sembra che era aperta. Ho finito, grazie. Quindi Ministero? Non ci sono altre domande? No, chiedevo se c'erano altre domande. No, dovevo fare una domanda io. Lei ha parlato di questi due gruppi. Qual è il gruppo che ha controllato lei? Se lo ricorda qual è il gruppo? C'era il Marletta, se non erro, Cioè, dico, era il gruppo se più... mi permette? Sì. La Corte... Cioè, il gruppo più grosso, ecco, diciamo... C'era Di Paola, Zuccaro, il Marciante, il Marletta, questi qua erano il gruppo, diciamo, che era più... Non ci sono altre domande? Può andare ispettore. Grazie. Montesano. Montesano. Montesano, le sue generalità per favore e l'ufficio dove presta il suo servizio. Allora, nato a Taranto il 25-59. Dove presta servizio? Non so. Centro operativo DIA. Vuole leggere la formula del giuramento? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia posizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Pubblico Ministero? Maresciallo, lei
ha compiuto per conto del suo ufficio, la DIA, se non erro, DIA Centro di Catania, accertamenti in merito alla cosiddetta baia dei turchi? Sì. Che tipo di accertamenti avete compiuto? Abbiamo effettuato degli accertamenti nei confronti di questa società, in quanto dal discorso precedente al fatto della cattura del motoboss del Santa Paola Benedetto presso la famiglia Boninelli nella località Granieri a Caltagirone, abbiamo intensificato gli accertamenti patrimoniali nei confronti della famiglia stessa e maggiormente nei confronti del Boninelli Salvatore, in quanto per quanto riguarda il Boninelli Carmelo già la questura si era occupata degli accertamenti patrimoniali, tant'è vero che sono state effettuate delle misure di prevenzione nei confronti di tale Boninelli Carmelo. Che rapporti ci sono fra il Boninelli Carmelo e il Boninelli Salvatore? Il padre di Boninelli Salvatore. Ora il Boninelli Salvatore ci venne fuori appunto da questa società Baia dei Turchi che aveva una compagine sociale costituita oltre dal Boninelli Salvatore anche dalla famiglia Motta Alfio. In pratica c'era la moglie di Mauro, Agata, Motta Vita Marina e Motta Rossella, che erano appunto rispettivamente madre e sorella del Motta Antonio arrestato lo scorso anno per associazione mafiosa. E questa società, in pratica da accertamenti effettuati, è servita appunto da tramite, e sono state dette anche da noti collaboratori come Claudio Severino Samperi e Avola Maurizio, era appunto il tramite per investimenti di proventi di illecita provenienza. Questa la tesi. Voi, in esito agli accertamenti patrimoniali, cosa avete potuto riscontrare? E se potesse anche, chiedo scusa maresciallo, se potesse anche specificare i soci, della società in questione. Sì. Quindi questa società appunto è emerse che i soci di questa società erano a capo di una grossa, avevano acquistato un appezzamento di terreno, un vasto appezzamento di terreno presso la Baia Arcile, esattamente ad Augusta, Brucoli Augusta. Questa società, la compagine sociale, era costituita dallo Spampinato Giuseppe del 49, anch'egli arrestato con procedure del 1795 e del 95 per lo stesso motivo. Chiedo scusa, arrestato questo Spampinato Giuseppe del 49, è arrestato nell'ambito di quale procedimento è stato arrestato, maresciallo? È stato arrestato sempre nel procedimento 1795 e Baia 95, cioè Baia dei Turchi. Cioè lei non stava facendo, perché c'è un problema anche, ci sono altre, sì, certo. Altre persone che portano quel nome e cognome che sono state anche imputate in questo processo, per chiarire. Certo. Quindi abbiamo detto che c'era anche il Boninelli Salvatore, il figlio di Carmelo, e poi abbiamo detto che c'erano anche la famiglia, il nucleo familiare Motta, c'era Motta Rossella, Motta Vita Marina, abbiamo detto, e di Mauro Agata, moglie di Alfio, nonché madre di Antonio, abbiamo detto che è stato arrestato nell'operazione, nell'ambito dell'operazione Orsa Maggiore 3. Orsa Maggiore 3. Ora, voi avete compiuto degli accertamenti patrimoniali quindi su questa società. Sì, cosa è emerso da ci siamo resi conto che effettivamente non avevano la capacità giustificativa, la capacità economica per giustificare tali quote. Infatti il Boninelli Salvatore
abbiamo detto che ha acquistato nel settembre 91, all'atto della costituzione della società Baia dei Turchi, una quota da tale barone Pezzino Geronimo, una quota pari a 300.000 valore sociale nominale pari al prezzo di 300 milioni. E effettivamente questa somma, questo acquisto di questa quota non poteva giustificare la capacità sua economica. Infatti, nonostante abbia delle imprese, egli ha sempre dichiarato un reddito bassissimo, tant'è vero che ci risulta dall'interrogazione all'anagrafe tributaria che lui ha dichiarato, e anche gli altri soci hanno dichiarato, quindi tutta la compagine sociale, hanno dichiarato degli scarsissimi redditi. Il Boninelli Salvatore, per esempio, mi ricordo che aveva dichiarato dall'87 al 90 dei redditi non inferiori ai 5 milioni, e quindi era ingiustificato la maniera in cui fossero stati pagati questi soldi per acquistare la quota sociale. Dall'ché abbiamo intensificato gli accertamenti, e abbiamo avuto la conferma dalle dichiarazioni appunto emerse da Claudio Severino Samperi e da Avola Maurizio riguardo a degli investimenti della famiglia presso appunto questo appezzamento di terreno, grosso appezzamento di terreno. Maresciallo, chiedo scusa, voi avete svolto attività di indagine nei confronti di Boninelli Maurizio? No, ci siamo solo attenuti al Boninelli Salvatore, in quanto era socio della Baia dei Turchi. Per quanto riguarda la compagine familiare della famiglia, il resto l'ha effettuata la questura di Catania. La questura. E circa eventuali rapporti di parentela fra il Boninelli Salvatore e il Boninelli Maurizio? Un attimino la situazione di famiglia, dovrebbe essere il fratello. Sì, quello sì, ora lo passiamo a Franchini, io ce l'ho qua. Io ce l'ho una copia qua. Ci sono dei vendori. Ok. Questo l'ho finito? Vabbè, fratello. Sì. Franchini, mi può fornire? No, il Maurizio non mi risulta, Boninelli Maurizio. Non le risulta. Senta, invece in merito ad altra persona di nome e cognome Giuseppe Spampinato, omonima di quella per la quale avete compiuto accertamenti, voi avete svolto accertamenti patrimoniali? Sì, anche nei confronti di Giuseppe Spampinato abbiamo accertato, lui in pratica risultava essere dipendente presso se non mi sbaglio le case popolari in via Dottor Consoli, quindi era dipendente. Inoltre facendo degli accertamenti nei suoi confronti, abbiamo notato che effettivamente ci fu il passaggio dal Boninelli Salvatore al Spampinato Giuseppe della quota societaria. Quando questo avvenne? Avvenne esattamente 4 mesi dopo la cattura del Benedetto Santa Paola, e qualche mese prima le misure di prevenzione patrimoniale nei confronti del Boninelli Salvatore, e quindi lo Spampinato Giuseppe non fece altro che un passaggio, cioè uno spassaggio di quota, appunto per evitare la confisca della quota stessa. Quindi lo Spampinato Giuseppe del 49 è emerso anche dalle dichiarazioni formulate da Claudio Severino Samperi riguardo al Spampinato,
cognato di Torre Alberto, e quindi specificò chiaramente di che Spampinato si trattasse. Sì. E quindi effettivamente una volta individuato che era lo Spampinato Giuseppe del 49 che ci interessava, abbiamo fatto degli accertamenti nei suoi confronti e abbiamo visto che effettivamente era ingiustificata la capacità economica per far fronte ad acquistare non solo la quota del Boninelli, ma anche circa altre quote di circa 1 miliardo della società Baia dei Turchi. Maresciallo, scusi, lei ha parlato poc'anzi di una certa Di Mauro? Sì, Di Mauro Agata. Chi è questa persona? È la moglie di Motta Alfio. Motta Alfio. E sa se la Di Mauro abbia rapporti di parentela o affinità con altri soggetti arrestati per associazione di stampo mafioso? La Di Mauro Agata, oltre questi accertamenti, non li ho fatti. 5 miliardi sono accertamenti vincolati soltanto e esclusivamente al discorso Baia dei Turchi e alle società della famiglia Boninelli, quindi non sono andato oltre per quanto riguarda la Di Mauro Agata del nucleo Motta. Lei poc'anzi ha menzionato Torre Alberto, può ripetere in che contesto, perché mi sono distratto un attimino, maresciallo? Sì, dunque... Parlando dello Spampinato, se non... No, il Torre Alberto, in pratica le dichiarazioni di Samperi, noi chiedemmo di quale Spampinato si trattasse. Ne parlava a proposito dell'identificazione dello Spampinato. E lui disse è lo Spampinato cognato di Torre Alberto. E quindi infatti lui era sposato, che è l'ex moglie, quindi Nizza di Maria, Avola Adriana, e Avola Adriana, appunto, il cognato di Avola Adriana è Torre Alberto. E quindi ci servì per l'individuazione dello Spampinato. Bisogna anche premettere che lo Spampinato lo interessò anche una questione processuale che non ricordo esattamente, ora vedo. Stava parlando della vicenda. Ecco qui, Spampinato Giuseppe, cognato di Alberto Torre. In pratica l'importante e significativo è il riferimento del collaborante di Avola, non Samperi, rettifico, quindi dichiarazione di Avola, non di Samperi, ecco, lo ricordavo male. Che in pratica Alberto Torre, bisogna specificare che Alberto Torre, cioè il cognato di Spampinato, è stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare poiché è ritenuto affiliato del clan Santa Paola, quale soggetto che in considerazione della sua esperienza nel settore degli antifurti... Lei maresciallo ricorda, o se l'avete accertato, se il Torre Alberto e lo Spampinato Giuseppe furono oggetto entrambi di una medesima vicenda giudiziaria? Sì, furono infatti arrestati per il furto alla gioielleria Cartier di Catania, e quindi questo Torre Alberto non fu altro che il congegnatore del sistema antifurto della gioielleria. Non abbiamo altre domande per me, Presidente. Presidente, posso? Avvocato Marchese. Maresciallo, vorrei capire meglio alcune cose che ha detto. Ha parlato di un accertamento relativo a una non spiegata né spiegabile capacità economica di alcuni dei soggetti da lei menzionati ad acquistare determinate quote di una società. Ha detto questo? Dunque, gli accertamenti che sono stati effettuati prima di tutto
per sapere chi fosse la compagine sociale di questa società, in quanto sapevamo che c'era una società che funzionava da tramite per gli investimenti di denaro proveniente da attività illecite della famiglia. Sento una cosa, lei ha parlato di dichiarazione dei redditi. Ha parlato di dichiarazione dei redditi. Sì. Quindi è soltanto sulla base della dichiarazione dei redditi che lei ha ritenuto che queste persone non avessero la capacità? No, assolutamente, non è solo per quello, anche per quello, ma io ho sentito questo e volevo soltanto sapere questo. Se ci sono altri motivi non ho più domande da fare. Io avevo capito che lei soltanto sulla base della dichiarazione. Non solo di quello. Ci sono altre domande. Presidente, chiedo scusa, avrei a seguito delle dichiarazioni del maresciallo da depositare o comunque la richiesta di deposito di documenti relativa alle dichiarazioni rese oggi dal test. Sì. Li posso indicare in questo momento oppure... Ancora c'era qualche domanda? Chiedo scusa, pensavo che si era finito l'esame. No, con riferimento proprio all'ultima domanda del difensore, quali erano stati i motivi allora, oltre la dichiarazione dei redditi che vi avevano portato? Soprattutto i collegamenti del nucleo Motta, i collegamenti dello Spampinato, i collegamenti del Boninelli. È chiaro che Boninelli non poteva far fede assolutamente a un discorso societario, e anche perché per quanto riguarda appunto la cessione delle quote era evidente che c'era stata questa cessione per evitare la confisca della quota stessa, della quota sociale stessa, anche perché appunto era una società che dava la possibilità di guadagnare in 10 anni ben 72 miliardi e loro ne investivano la bellezza di 12 miliardi e mezzo. Quindi in pratica era chiaro che era una società, e i componenti di questa società erano dei cosiddetti prestanome per far fronte alla speculazione edilizia che doveva essere effettuata in quella località. Non ci sono altre domande. Ha domande da rivolgere al testo? Nessuna domanda. Possiamo licenziarlo? Può andare, Maresciallo, grazie. Non ci sono altri testi del pubblico ministero? Avvocato Saldana. Sì, Grazie Presidente. Quale sostituta processuale dell'avvocato Angelo D'Amico e Sebastiano Sferazzo, difensori dei Boninelli, Carmelo e Maurizio, imputati in questo processo, io chiedo Presidente di poter produrre il decreto di rigetto della proposta di misura di prevenzione a carico del Boninelli Carmelo, emesso dal Tribunale di Siracusa circa 2 anni fa, 1 anno e mezzo, 2 anni fa, lo produrrò, e chiedo anche di poter produrre l'ordinanza di rimessione in libertà del Boninelli Salvatore, richiesto dalla Procura della Repubblica di Catania e accolta dal GIP in sede, e a seguito del procedimento numero 1795/95 indicato dal maresciallo oggi che ha deposto. Tutto il dottore, il pubblico ministero su questa richiesta? Dico, a che titolo ne chiede la produzione, l'acquisizione dell'avvocato? Cioè, sulla base di quale norma? Il 495 secondo comma. Perché? Per Boninelli chi? Comunque c'è opposizione perché non riteniamo che rientrano, per quanto riguarda il provvedimento del Tribunale di Libertà probabilmente farà parte già del fascicolo personale, quindi per quanto riguarda Non sto producendo un'ordinanza del Tribunale della Libertà, sto producendo un'ordinanza del Tribunale di Siracusa in misura di prevenzione. A maggior ragione, dico, c'è opposizione. E poi non riguarda la vicenda, non riguarda la vicenda, non riguarda niente.
L'altro, il provvedimento relativo alla libertà, avvocatessa, che cosa riguarda? Riguarda il procedimento di Boninelli Salvatore proprio sulla questione Baide Turchi. C'è un provvedimento di libertà in un procedimento diverso da questo qui? Sì, infatti Boninelli Salvatore, Presidente, non è imputato in questo processo. Vi era stata infatti opposizione anche da parte di questo difensore per l'ammissione di questi testi. Ed è tuttora imputato il Boninelli Salvatore? È imputato nel procedimento 17/95, ma la Procura della Repubblica di Catania, risulta questo difensore potrebbe essere più precisa solo nel momento in cui vedrà il provvedimento di rimessione in libertà, la Procura della Repubblica di Catania ha chiesto la rimissione in libertà subito dopo la convalida del fermo ed è stata accolta dal GIP di Catania in sede. Allora, si ammettono i documenti. Avvocato, vorrei fare alcune precisazioni, se mi si consente. Tutto quel procedimento... Quale, scusi? Il procedimento menzionato dall'avvocatessa, mi pare, ha un profilo, almeno da parte dell'accusa, ben diverso anche sulle ragioni della rimessione in libertà e sulla posizione della Procura in merito, e quindi l'ufficio del pubblico ministero può anche accettare, ma fa presente che non ha alcuna relazione la vicenda o comunque l'acquisizione documentale con la vicenda che riguarda specificamente la Baide Turchi, posto che l'accusa ha chiesto e ha ottenuto l'esame del maresciallo sotto il profilo di accertamenti che erano stati compiuti in base a dichiarazioni di collaboratori di giustizia e anche che potevano riguardare imputati di questo procedimento ma in via indiretta, quali il Motta Antonio o anche il Boninelli Carmelo. Quindi precisa tutto questo l'ufficio del pubblico ministero e ritiene però che per quanto riguarda il provvedimento sullo status libertatis l'acquisizione dello stesso non ha alcun significato, posto che la posizione dell'ufficio del pubblico ministero era ben diversa rispetto a quello che si vorrebbe far credere in questo momento da parte della difesa. Questo poi sarà oggetto della discussione. Se questi sono i documenti su cui la difesa ritiene di potersi basare per contrastare la prova che è stata assunta oggi, sono... Scusa. Va bene, allora dobbiamo riservare al proseguo l'ammissione. Domani sarà cura di questo difensore presentato. Allora, per quanto riguarda i testimoni del pubblico ministero, c'è Barbera, e poi volevo avvisare che a Storina Sebastiano abbiamo una relazione della forza pubblica che era stata incaricata di accompagnarlo, nella quale si dice che la Storina Sebastiano non è stato rintracciato. Ecco. Ora, se il pubblico ministero insiste, lo facciamo ricercare per martedì prossimo, se insiste per l'accompagnamento. Ecco, cercare di capire dov'è, se è espatriato, se... Questo discorso è un'indagine che non compete alla Corte. Noi possiamo fare solo rinnovare l'ordine d'accompagnamento. Allora si rinnova l'ordine d'accompagnamento per martedì. Sarebbe giorno 23. Presidente, dico, per sapere anche se nell'accertamento se i suoi familiari abitano nella casa, se non esiste più nessuno, dico questo forse nel momento in cui... Allora la cancelleria dovrebbe accertare tramite polizia giudiziaria per quella data anche se il nucleo familiare della Storina tuttora risieda nel luogo indicato come l'indirizzo della persona. Può dare la parola? Grazie. E tenuto conto che credo che sia l'ultimo test dell'accusa, questo almeno ho sentito. Poi c'è Barbera. Barbera c'è? Dopodiché sono finiti. I test dell'accusa sono finiti. Il programma della Corte introduciamo Barbera. È quello di sospendere e riprendere con i testi XS 507? Sì. Quindi si chiude e si riapre il pomeriggio. Presidente, le chiedo scusa, per il processo di Cocuzza Nunzio... Subito dopo lo chiamiamo, sì. Signor Presidente, scusi, un'istanza desidero farle. Se prima della sospensione fosse possibile sentire Cutis Coti. Dura il mio esame, credo forse meno di 30 secondi. Va bene. Perché io ho purtroppo l'impegno oggi pomeriggio. La ringrazio.
Signor Presidente, mi scusi, l'avvocato Giuffrida sono. Io informo che sono costretto ad allontanarmi per impegni personali, nomino sostituto l'avvocato Catania. Se la Presidenza disponesse anche di sentire strano Francesco le sarei grato, così mi... Se è possibile. No, e allora ritorno. Si orienti lateralmente, così. Bene. Lei è il signor? Barbera Vittorio. Nato? Messina, 8 marzo 33. Vuole leggere la formula del giuramento, signor Barbera? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Sì, ora il pubblico ministero le rivolgerà delle domande, per cui si metta in modo da poter vedere. Si avvicina al microfono. Il pubblico ministero procede. Scusi, il suo nome? Lei è Barbera, il suo nome, il nome? Vittorio. Vittorio. Che attività svolge, signor Barbera? Sono il titolare di una torrefazione di caffè. Questa torrefazione innanzitutto dove è ubicata? Dove ha sede? A Messina. A Messina. E esercita l'attività in tutta la Sicilia e la Calabria. Si tratta di una ditta individuale oppure è una società? Una società di persone, padri e figli. I suoi figli come si chiamano? Antonio e Francesco. Antonio e Francesco. Lei nel passato ha subito rapine ai camion? Ai camion, sì. In che periodo le ha subite queste rapine? Fino al 94, 88, 89, 90, 91. Cioè ripetutamente? Sì, ogni anno. Ogni anno. E sempre allo stesso posto. Lei conosce una persona che si chiama Orazio di nome, no, con un soprannome Orazio Upazzu? Non ricordo, no. Non ricorda o no, lo esclude? No, non conosco Orazio. Ecco, per queste rapine da lei subite, si è rivolto a qualcuno? Io no, mai. Lei no? Qualcuno della sua famiglia? Nemmeno. Lei ha subito anche delle richieste estorsive? Mai. Lei ha mai incontrato personaggi catanesi a Catania o comunque a Messina? Io no, mio figlio, uno dei miei figli. In che senso? Che abbiamo ricevuto una telefonata che delle persone volevano aprire un deposito in Calabria e a Catania per commercializzare il mio caffè, dato che non era presente. E gli hanno dato un appuntamento. Mio figlio è andato e invece gli è stata fatta una richiesta. Di che cosa? Di estorsivo. Chiamiamole, sì, estorsivo. Che cosa era stato chiesto? Hanno chiesto un X per che la nostra macchina passasse tranquillamente da Cireale. Non ho capito. Perché il nostro mezzo transitasse tranquillamente da Cireale. E tradotto in termini più accessibili cosa significava questo? Il lire? No, non si è espresso. Cioè? Mio figlio ha risposto che non era nelle condizioni di poter decidere e doveva parlare con me e con l'allora mio socio, mio fratello. Ecco, mi scusi, quanto lei dice che era stato rivolto questo invito affinché i suoi mezzi potessero
transitare tranquillamente, cosa significava questa espressione? Tutte le rapine avvenivano ad Acireale. Ho capito. Quindi questa richiesta era con riferimento alle rapine. Quelle ritengo, perché solo quelle io ho subito. Ecco, questo incontro, innanzitutto quale dei figli lo ha fatto? È quello che allora lavorava in azienda. E cioè? Antonio, il grande. Antonio. Lei sa dove lo ha fatto questo incontro e l'epoca in cui ha fatto questo incontro? L'incontro, l'appuntamento era presso un bar. Dove? A Catania. Dove, se ricorda, in quale parte della città? Non le so rispondere. Cioè non ha avuto nessuna indicazione su questa, se era al centro, in montagna, a mare? Nella zona del porto, questo sì, nella zona del porto, che io ricordo. E sa con chi si è incontrato suo figlio? Con delle persone che successivamente sono venute a trovare me. A Messina? Senza preavviso, sono venute delle persone a distanza di un mese o forse anche 2, presentandosi al mio personale che dovevano aprire un bar e volevano essere assistite dalla Vita Barbera. Io li ho ricevuti e mi hanno fatto la stessa richiesta. Ecco, sa chi fossero queste persone? Cosa? Dico, sa indicare il nome di queste persone? No, non si sono presentate come persone, non si sono qualificate. Mi hanno detto che erano quelle che avevano incontrato mio figlio. Cioè erano le stesse persone che avevano incontrato mio figlio a Catania. E suo figlio le ha detto esattamente quali erano, cioè il numero delle persone incontrate? 2. Riesce a darci una descrizione di queste persone? Un giovane alto di 1,80 m e una persona di mezza età di 1,70 m, 65. Robusto, magro? Quello alto era snello. E l'altro? Un po' più robustello. Sul numero delle persone che sono venute a Messina, è sicuro che si tratti di 2 persone? 2 persone. Lei conosce Romeo Francesco? Quindi queste richieste, mi pare di capire, sono cadute nel nulla, cioè nel senso che lei non ha versato nessuna somma. Diciamo che io non ho accettato la loro richiesta, non facendo transitare più il mio mezzo da Acireale. Ho evitato che la macchina passasse da Acireale, perché il tutto avveniva ogni lunedì alla stessa ora. Ho fatto in maniera che la stessa macchina ripassasse il giovedì di ritorno da Ragusa. Presidente, se la Corte consente, io vorrei, anche in previsione eventualmente di un altro atto che potrebbe essere conseguenziale a questo, io con il consenso della Corte vorrei dare lettura all'imputato, al teste, delle dichiarazioni che risultano in atti, cioè in atti dibattimentali a proposito di questa vicenda.
Credo che sia necessario, proprio in previsione di un atto necessario che dovrà essere compiuto o con la presenza sia del teste e probabilmente anche del figliuolo del teste. Quindi, in previsione, per un'esigenza di economia, credo che sia opportuno procedere innanzitutto a questo tipo di domande sulla base di quello che risulta agli atti del dibattimento. Altrimenti noi dovremmo chiedere al pubblico ministero, altrimenti dobbiamo chiedere che subito venga disposta la citazione del figlio del signor Barbera, e poi dovremmo chiedere un confronto con le persone che hanno fatto dichiarazioni su questa vicenda. Il Ministero può mettere al corrente il teste di quello che gli risulta? Mi scusi, le letture richieste dal pubblico ministero a che titolo? A titolo di contestazione al teste? No. Non come lettura pubblico ministero. Cosa? Non come lettura, ma come illustrazione del motivo per cui è stato citato, di qual è la materia che si sta trattando, sempre che lo ritenga utile, naturalmente. Capisco la domanda. Presidente, per adesso mi fermo qui. Dobbiamo fare appartare il teste? No, facciamo fare il controesame per adesso. Se ci sono domande, sì. Sì, Presidente, intanto una sola. Mi scusi, lei che titolo di studio ha? Sono laureato in economia e commercio all'Università di Messina nel 1956. Lei ha mai villeggiato nella zona di Letojanni a Catania? Ha mai villeggiato nella zona di Letojanni? Villeggiato, ho passato l'estate presso Letojanni? A Taormina e fatto il bagno a Letojanni. In che periodi, mi scusi? Agosto. Sì, dico in quali anni? Abitualmente, saltuariamente, c'è un periodo preciso? 3 anni fa, 4 anni fa. Grazie. Con riguardo alle rapine che lei ci ha detto aver subito in zona di Acireale, queste rapine sono state da lei puntualmente denunciate? Certo. Mi scusi, come mai la sua macchina, mi pare di capire, ai fini della distribuzione del prodotto, no? Transitava da Acireale? Quale ditta riforniva lei? La casa del caffè di Angelo Cipriani. Questo lo ricordo bene perché è un vecchissimo cliente, e tanti altri naturalmente. Sita in territorio di Catania? Come? Ah, di Acireale, scusi. Grazie Presidente. Fare il test? No, faccio delle altre due domande. Lei conosce qualche personaggio di Catania che fosse vicino alla società del Catania Calcio? No, non mi sono mai interessato di calcio. Ecco, dalle dichiarazioni dibattimentali risulta che a seguito dell'incontro avuto da suo figlio a Catania in un bar, e a seguito di una successiva visita ricevuta da lei da due personaggi, lei, che le avrebbero presentato un terzo personaggio, Presidente, c'è opposizione. Non mi risulta che il teste abbia detto questo in corso del dibattimento. Ha parlato su specifica domanda del pubblico ministero per ben due volte ha ribadito il concetto. Avvocato, non ha inteso, mi scusi se sono brutale, non ha inteso quello che dicevo io. Io sto facendo riferimento alle dichiarazioni che risultano in atti già assunti al dibattimento. E quindi da queste dichiarazioni risulterebbe che due persone
che hanno accompagnato una terza persona, l'hanno poi convinta a versare una somma mensile che è stata quantificata in 3 milioni di lire. Io ho regalato in quel momento 3 milioni di lire quando sono venute e ho detto che non avrei più pagato una lira. Quindi già è emersa una circostanza che lei poc'anzi non ci aveva detto. Ho detto che era un regalo per un rimborso spese e si erano disturbati a venire a Messina, questa era la mia frase. Quindi ha fatto questo regalo di 3 milioni. E che hanno accettato. Che hanno accettato. Successivamente a questo regalo di 3 milioni, lei non ha ulteriormente pagato, mensilmente pagato? Mai ho pagato. Presidente, per il momento lo possiamo, non abbiamo altre domande da fare, chiediamo però che subito venga risposta alla citazione del teste, cioè il figlio Antonio Barbera. Allora, dottore Barbera, lei si dovrebbe appartare nella sala dei testimoni e fare pazienza e attendere per il pomeriggio. Può andare. L'avvocato Papalia dov'è? Eccolo lì. Si era inserita una richiesta dell'avvocato Papalia di sentire subito un testimone da lui indicato. Allora era dell'avvocato Ulisano, mi pare che il suo non ce la facciamo più, avvocato Papalia, andiamo al pomeriggio. E perché si inserisce fra l'altro questa audizione in un momento che non si prevedeva. Presidente, ad impossibilire Nemo Denetro, io mi allontano, ritornerò nel pomeriggio alle 16. 16:30? No, 16, no 16:30, alle 16. Allora, conti spot. Ecco, sulla richiesta del pubblico ministero intanto. Come si chiama il figlio del... Antonio Barbera. Antonio Barbera, si provvede, ci sono osservazioni per la citazione, si provveda immediatamente per la convocazione per le ore 16 del signor Barbera Antonio. Presidente, chiedo anche che il teste citato sia appartato in posto diverso da quello in cui si trova in questo momento il padre. Mi sembra che, se vogliamo... Sì, d'accordo, certo. Allora, il signor Cutispoti se n'era già andato, avvocato, tornerà nel pomeriggio? Sì. E tornerà nel pomeriggio. Dispiace. Allora, chiamiamo il processo contro Cocuzzo Nunzio. Questo, e introduciamo intanto questo. Chi è strano si chiama? Avanti. Per Cocuzzo Nunzio c'è sempre il problema della utilizzazione nel processo separato degli atti assunti nel processo principale nel momento in cui il signor Cocuzza si è ritenuto dalla Corte come incapace di presenziare utilmente al processo. Il pubblico ministero aveva già chiesto l'acquisizione degli atti, aspettavano il parere del difensore. Il difensore non si oppone alla utilizzazione degli atti. Allora, la Corte dispone che gli atti... Presidente, soltanto per chiarire, mi pare in contraddizione con l'ordinanza della Corte che ha disposto la inutilizzabilità degli atti. Però allo stesso modo mi pare di osservare che l'articolo 70, secondo comma, prevede la possibilità in questi casi di acquisire gli atti che la difesa o le parti ritengano necessari poter essere acquisiti anche in costanza della incapacità del soggetto. Si porrebbe il problema della nomina del curatore speciale.
che potrebbe coincidere con il rappresentante processuale, però formalmente questo non è stato fatto. Avvocato, comunque se lei è d'accordo, in definitiva noi utilizziamo questo strumento, poi al seguito vedrà. Sì, quindi la Corte dispone che gli atti del processo 2694 assunti nel periodo in cui Cocuzza Nunzio non era presente al dibattimento siano che copia di quegli atti passi nel procedimento separato contro Cocuzza Nunzio e per la dichiarazione di utilizzabilità ai fini della decisione. E dispone altresì, se non ci sono osservazioni, la riunione del processo separato al processo principale. E allora il signor Rostrano si può accomodare. Presidente, io le chiedo scusa e mi allontano. Si può allontanare, avvocato, non è. Si accomodi, sì. Deve leggere la formula del giuramento, signor Strano. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno di tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Lei è il signor? Strano Francesco. Nato? A Catania, 26/10 del 57. Risiede a Catania, signor Strano? No, non la sconoscevo. E risponda alle domande dell'avvocato Papalia di fronte a lei a sinistra. Signor Strano, lei che attività esercita? Io faccio l'agente immobiliare. Da quanti anni? Da 22 anni. Dove lo fa l'agente immobiliare? A Catania. A Catania. Nel corso della sua attività ha avuto modo di conoscere i fratelli Cesarotti? Sì. E come li ha conosciuti? Ho conosciuti perché ho venduto, cioè ho cercato, non abbiamo concluso l'affare perché per una casa di proprietà del signor Samperi Filippo, nonché padre del signor Samperi Claudio. Li ha conosciuti perché è stato lei a chiedere... Li ho conosciuti perché li conosco, perché abitano nello stesso paese dove abito. Dove abita lei? A Mascalocino. Allora... anche con i figli antecedentemente a questo fatto ho fatto comprare dei terreni, per cui poi oltretutto li conoscevo. Dico, a proposito di questa casa, ricorda lei l'epoca in cui ha avuto lei il contatto con i fratelli Cesarotti? Circa 3-4 anni fa, antecedentemente alla collaborazione del signor Samperi. Prima della collaborazione? Allora, sono stati i fratelli Cesarotti a venire presso il suo ufficio? No, il signor Samperi mi disse che si doveva vendere questa casa e io andai a contattare il signor Cesarotti Francesco. Mi scusi, il signor Samperi chi? Claudio. Il signor Samperi Claudio venne da lei per dire ho una casa in vendita? Sì. E lei andò a contattare il signor Cesarotti? Francesco. Perché proprio il signor Cesarotti Francesco? Perché il signor Cesarotti si occupa anche di queste intermediazioni, cioè quando di compra-vendita. Sì. Per questo motivo andai a contattare il signor Cesarotti per proporgli questo affare, perché siccome ritenevo che fosse un affare. Ma questa casa era nel paese di Mascalucia? No. Dov'era? A Sant'Alessio. Bene, lei allora contattò il signor Cesarotti, il quale mi disse e mi fissò un appuntamento per andarla a vedere. Bene, poi andò a vederla questa casa? Col signor Cesarotti. Chi era lei? Chi è andato a vederla questa casa? Io e il signor Cesarotti Francesco. Dopo che siete stati a vedere questa casa, lei ha proposto un prezzo di questa casa al signor Cesarotti? Sì. Che prezzo ha proposto? Se non ricordo male, perché certo. La proposta fu di 100 milioni, se non ricordo male, però poi riuscimmo a mediarla per, se non vado errato, per 90 milioni. 90 milioni? Sì. Lei può dire alla Corte se il signor Cesarotti conosceva allora il nome del proprietario di questa casa? Il nome del proprietario di questa casa? Questo io non lo so. Lei per caso ebbe a fare da trade union tra Cesarotti
e Samperi Severino Claudio? Allora anche il mio ruolo era quello di mediare. Cioè li ha fatto incontrare? Sì, certamente. E dove si sono incontrati? Siamo incontrati al bar Tandem. Lei era presente? Sì. Quando si sono incontrati, lei ha avuto la sede a fare da trade union tra Cesarotti e Samperi Severino Claudio? Allora anche il mio ruolo era quello di mediare. Cioè li ha fatto incontrare? Sì, certamente. E dove si sono incontrati? Siamo incontrati al bar Tandem. Lei era presente? Sì. Quando si sono incontrati, lei ha avuto la sensazione, o comunque lei ha conoscenza, se si conoscessero da prima? No, ma io non sono la conoscenza e si conoscevano da prima. La mia funzione da mediatore è stata quella di far unire le parti e cercare di mediare questo affare. Affare che chiaramente non andò a buon fine. No, intendo, il fatto che sia andato o meno a buon fine non è che mi interessi molto. A me interessa sapere se prima che si presentassero i due, Cesarotti e Samperi Severino Claudio, lei ebbe a dire a uno dei due chi fosse l'altra parte, cioè dire a Cesarotti se ebbe a dire che il venditore era Samperi Severino Claudio. Non lo ricorda. Quando si presentarono questi due soggetti, da un lato Severino Samperi Claudio, lei ha detto, dall'altro Cesarotti chi? Francesco. I due, ecco, io le chiedo, si conoscevano o no? Ma guardi, conoscersi a Mascolucia, almeno di vista, penso che sia normale, perché è un paese cioè questa impressione, queste sfumature non me le ricordo, sul momento, se si conoscevano o non si conoscevano. Cioè la mia funzione fu di mediare l'affare, presentare il signor Cesarotti, se poi si conoscevano o non si conoscevano. Ma nel momento in cui lei ha presentato i due soggetti, non so, ci sono state effusioni, sono stati momenti di grande cordialità? Questo onestamente, torno a ripetere, non ce ne sono stati questi momenti, ma neanche li ricordo fondamentalmente, queste unioni, queste cose. Mi dica una cosa, Cesarotti per l'acquisto di questa casa ebbe a versare del denaro? Sì, signore. A chi lo ha dato questo denaro? Il denaro l'ha dato a me. Ecco, quanto ha dato a lei? Ci furono 2 tranche di denaro. Sì? Il quale poi fu sottoscritto dal padre per accettazione e chiedanza. Dal padre di chi? Di Samperi Claudio. Ma l'interessato era Samperi Claudio? Quello che aveva contattato lei? Sì, quello che aveva contattato me era Samperi Claudio. Quindi i soldi, si ricorda quanto denaro ebbe a dare il Cesarotti per l'acquisto di questa casa? Mi ricordo che c'era una tranche di mutuo. Una tranche? Di mutuo. Di mutuo, sì. Che parte perché c'era un arretrato di mutuo che si doveva pagare. Sì. E parte mi pare che fu pagata sempre lo stesso signor Cesarotti. Sì. Presidente, scusi l'interruzione, sembrerebbe che il figlio del signor La Barbera sia presente e addirittura stia parlando con il figlio, quindi ne disponiamo. Lei dovrebbe separarli, e già sono separati, e tenerli. Quindi dico, dopo l'esame di questo testo lo vorreste sentire subito? A questo punto sì. Signor Presidente, scusi se mi inserisco, per nominare il mio sostituto processuale l'avvocato Antille, grazie. Andiamo avanti intanto. Quindi lei in questo momento è in grado di sapere quanto denaro versò Cesarotti? Se non ricordo male ci fu una prima tranche di 20 milioni sì. E successivamente un'altra tranche di 20 milioni. Sì. E poi si doveva perfezionare l'atto, perché addirittura il signor Cesarotti, ricordo che questa casa la voleva rivendere. Sì. Quindi a quello che le ricorda sarebbero stati 40 milioni più una tranche di mutuo? Sì, però non ricordo l'importo esatto, perché c'era un arretrato di mutuo che il signor Samperi non aveva pagato. E questi soldi lei a chi li ha consegnati? Contestualmente al padre e al figlio, perché mi firmarono la quietanza, no? Perché la casa era intestata al padre. Sì. Quindi contestualmente a loro due, perché mi fece firmare la quietanza ricevuta che diedi anche al signor Cesarotti. Sì. Io le chiedo, l'affare si concluse? No. I soldi furono restituiti ai Cesarotti? Per quanto mi riguarda no. Fu richiesta a lei la restituzione di questi soldi? No, a me il signor Cesarotti non me l'ha richiesta questa cosa. Sa se il Cesarotti l'abbia richiesta direttamente al Samperi questa restituzione? No, assolutamente. Assolutamente cosa? Non lo so. Non lo sa. Sa se questa casa il Samperi l'ha venduta? No, poi non l'ho seguita più questa operazione. Aspettavo
chiaramente penso che i signor Cesarotti avranno capito la mia buona fede, per cui non mi hanno invitato né a comparire né a farmi una causa, perché chiaramente non so quale mediatore di questa operazione. Cioè io vorrei sapere, nel momento in cui Cesarotti consegna a lei del denaro per l'acquisto di questa casa, io lo diedi e diedi anche le chiavi. Lei ha dato anche le chiavi? Sì, signore. Benissimo. A lei, da parte del Samperi Severino Claudio, furono richieste le chiavi di questo appartamento? No. Fu richiesta la restituzione di questi soldi da parte del Cesarotti? A me? Sì. No. Sa dire alla Corte, se per caso lei ne è venuta a conoscenza, se questi soldi furono dal Cesarotti richiesti al Samperi? Io questo non lo so assolutamente questo. Non lo so, da parte, cioè tramite me non di sicuro. Ma lei non aveva l'incarico di vendere questa casa? Sì, ma poi il signor Samperi, lei sa perfettamente che ha iniziato a collaborare con la giustizia, quindi non è che si sapeva dove era, come si poteva contattare o meno. Cioè, mi scusi, come facevo io a contattare il signor Samperi per la restituzione della carrata? Cioè andò così. Ma lei ha contattato qualche legale del Samperi? No. E quindi non sa la casa che fine ha fatto? No, assolutamente. Non so che fine ha fatto la casa. No, io sarò più specifico e mi avvio alla conclusione. Lei non lo sa se la casa il Samperi l'ha venduta a certo... No, lei mi faccia finire la domanda. Chiedo scusa. Se l'ha venduta ad un certo Chisari? No, non lo so assolutamente. Chisari, il costruttore. L'atto deve essere stipulato il 28 febbraio 93, lo ricorda? Entro il 28. Entro il 28. Ricorda quando ha iniziato a collaborare Samperi? No. Gennaio 5 gennaio 93. Quindi io ne deduco che lei di questa casa non ha più saputo niente. No, non ho saputo più niente di questa casa, né ho continuato a fare altre trattative. Su questi fatti lei è stato interrogato? No, assolutamente. Da nessuno? Da nessuno. È la prima volta che vengo a dichiarare questa situazione. Sì, ma non è stato richiesto di sapere, di conoscere un po' questi soldi che fine hanno fatto? No. Io avrei finito, Presidente. Pubblico Ministero, domande? Sì, Presidente. Quindi il 28/2/93 era il termine ultimo per la stipula del definitivo? Onestamente penso di sì, perché se dall'impegnativa che abbiamo formulato, che io in questo momento non ho presente, si evince quando deve essere fatto l'atto definitivo. Senta, queste trattative rispetto alla data che il difensore poc'anzi ha menzionato, cioè il 28 febbraio del 93, quanto tempo prima si sono avute, anche approssimativamente? Ma prima onestamente non lo ricordo, signor Magistrato, perché per ricordare una cosa del genere è una cosa che è successo tempo fa, quindi non mi posso ricordare né data né il periodo. No, non le chiedo le date esatte. Posso ricordare che è stato antecedente il gennaio, antecedente a dicembre del... Sì. Neanche l'anno ricordo. Lei quando ha saputo che Samperi era diventato collaborante, Samperi Claudio? Il signor Panebianco, per favore. Quando ho saputo che è diventato collaborante... Sì, siccome lei poc'anzi ha detto chiedevo un collaborante, mi è sembrato che su domanda del difensore lei ha menzionato il fatto che il Samperi era collaborante. Le chiedevo quando ha saputo che il Samperi è divenuto collaborante? Ma subito quando iniziarono a dare le prime notizie ai giornali. E queste trattative furono... Antecedente a questa... Antecedente. Senta, il suo ufficio, la sua ditta, dove ha sede? Al viale 20 settembre 45G. Sempre è stata in viale 20 settembre?
È sempre stato al viale 20 settembre, però prima era un altro appartamento, però con la stessa ubicazione. Cioè prima dove? Ero sempre al viale 20 settembre 45G, solo che... ecco, sei nello stesso immobile? Nello stesso stabile. Senta, e lei ha detto Cesarotti, forse l'ha menzionato, con chi dei fratelli Cesarotti lei... Francesco. Con Francesco Cesarotti. Sì. L'iniziativa, ecco, dell'acquisto quindi è partita da Francesco Cesarotti? Sì, sì. E lei poi ha saputo successivamente che c'era questo immobile che poteva essere... Scusi, l'iniziativa... No, mi scusi il pubblico ministero, non ha detto questo. No, sto cercando di chiarire, avvocato, soltanto lei... La proposta dell'acquisto dell'appartamento lo feci io al signor Cesarotti Francesco. Sì. Il Cesarotti le aveva chiesto prima che cercava un appartamento? Ma no, il signor Cesarotti mi ha sempre detto che quando capitavano piccoli affari da poter, che io ritenevo che fossero affari, di prospettarli perché lui si occupava... Ha risposto alla domanda, pubblico ministero. L'aveva chiarito, il punto l'aveva chiarito. Sì, però signor Presidente si occupava di mediazioni. Chiedo scusa, siccome ci sono stati altri problemi che si sono dovuti nel frattempo affrontare, compreso il discorso della citazione, quindi in parte durante l'esame mi sono anche distratto. Solo per questo ho rifatto la domanda. Lei che titolo di studio c'ha? Sono geometra. Geometra. È stato stipulato un preliminare di vendita? No, è stato stipulato solo un'impegnativa, perché la volontà del signor Cesarotti non era neanche di andare a chiudere l'atto, ma bensì di rivenderla. Solo che poi chiaramente non si è più potuto fare. Si è fatto praticamente questa impegnativa dove si specificava il prezzo, le modalità. Ma quindi era un contratto comunque? Un compromesso, come lo vogliamo chiamare? Sì, un obbligo di acquistare, chiaramente. Un obbligo di acquistare? Sì. Ed era previsto un obbligo di vendita da parte del... No, è stato un discorso verbale che mi fece lui. Lei sa se il Francesco Cesarotti ha intrapreso iniziative giudiziarie per questa vicenda? Onestamente no. Non ho altre domande. Per concludere, lei poc'anzi ha detto che avrebbe appreso della collaborazione di Samperi dai giornali? Dai giornali, dalle dicerie dei paesi, lei lo sa perfettamente, i paesi una voce vola. Non ho capito. Adesso non sto a ricordare né come, né però... Mi dica una cosa, i soldi a lei Cesarotti come glieli ha dati? Contanti. Tutti sempre in contanti? Sì. E lei in contanti li ha versati a Severino Claudio Samperi? Certamente. Bene, io ho finito, Presidente. Può andare, Geometra Castro, grazie. Allora, una richiesta a proposito da fare Barbera Antonino, introduciamo. Alla Corte, mentre che entra Barbera Antonino, di disporre, se la Corte lo ritiene opportuno, accertamenti in ordine alla successiva vendita di questo appartamento al mare. Perché io annetto molta importanza, nel senso che il signor Francesco Cesarotti, che versa una cifra a me... Lei ha il nome del compratore, perché non lo cita? Se io posso citare... Scusi, che accertamenti può fare? Io so che... Se ci dà l'indicazione di un notaio, qualche cosa, insomma... No, possiamo... Io so il nome del compratore come il costruttore, cioè certo signor Kisen, quindi questo non posso fare. Cerchi di identificare attraverso il suo cliente. Io mi riservo di indicare all'udienza prossima alla Corte il nome dell'acquirente di questo appartamento. Come? Sì. No, non lo faccio per principio. È stata chiesta la citazione di Chisari? Risulta un certo Chisari, risulta il chiedevo se... No, non ho chiesto la cifra. Prima voglio sapere chi è che ha acquistato l'appartamento. Si siede. Buongiorno, la formula per favore del giuramento la dovrebbe leggere a voce alta. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto mia conoscenza. Sono Antonio Barbera, nato? 562.
Dove? Messina. Dove risiede? Messina. Il pubblico ministero può procedere. Scusi, lei stamattina ha accompagnato suo padre in quest'aula? Sì. Lei ha avuto modo adesso di incontrare suo padre uscendo suo padre dall'aula dopo la deposizione? Prego? Le sto chiedendo se poc'anzi ha incontrato suo padre dopo che suo padre aveva deposto in quest'aula. Mi ha invitato a entrare. Mi ha invitato a entrare. Ad entrare. Avete parlato del contenuto della deposizione? No. Sicuro? Sicuro. Per quanto tempo vi siete fermati assieme? No, il terminale ha solo segnalato fatto cenno con la mano di entrare. Di entrare perché? Perché doveva essere sentito? Mi faccia capire. No, l'ho sentito io che ero stato... Perché lei era presente in aula? Ero presente in aula. Quindi lei ha sentito tutta la deposizione di suo padre? Sì, signore. Ecco, con riferimento a questa... Abbrevi il lavoro, diciamo. Sì, appunto. Con riferimento a queste richieste di denaro, suo padre, lei avrà sentito, ha fatto riferimento ad un incontro avvenuto a Catania. Sì. Ecco, ci sa dire innanzitutto in quale bar è avvenuto questo incontro? Non ricordo esattamente il nome del bar, ma era nella strada che dal porto va alla Cireale. È un bar piuttosto grande con uno spiazzale, un vasto spiazzale. Lei stava dicendo sul lungo che cosa? Lungomare, sul lungomare. Che dalla zona della stazione, se ricordo bene, va verso la Cireale. Ricorda se era proprio sul lato del mare? Lato mare, sì. Sul lato mare. Lei ha detto che c'era anche uno spiazzo. Uno spiazzale davanti. Ecco. Ricorda innanzitutto le occasioni di questo incontro, come è avvenuto questo incontro, chi lo aveva sollecitato? Era un incontro che nasceva come un incontro di lavoro. Cioè? Sì, un incontro con delle persone che erano interessate a trattare il nostro prodotto. Come l'avevano rintracciato queste persone? Telefonicamente. E le avevano detto che erano persone di Catania? Sì, le avevano detto che erano delle persone di Catania. Mi scusi, le hanno dato un appuntamento? In questo bar, del quale in questo momento non ricordo il nome, potrei sforzarmi, ma... Se le dico qualche nome sì, può darsi che... Certo. Era il Paradise, il bar Paradise? Il Paradise, non ero certo, ma è questo. Quindi le hanno dato questo appuntamento proponendole che cosa? La possibilità di trattare il nostro prodotto. Nel senso che costoro dovevano intraprendere... Dico, degli incontri abituali questi per noi. E lei si sposta, dico, non riceve, si sposta per... In questa occasione mi spostai. Dico, non è la prima volta che mi capita di spostarmi. Ecco. E cosa le dissero per telefono esattamente? Ora scendiamo nei particolari. Guardi, sono passati tanti anni, non ricordo esattamente quello che mi dissero. Avevo delle persone che erano interessate a trattare il nostro prodotto e quindi lì mi regai. Parlò con una persona soltanto o con più persone? Telefonicamente? Con una persona. Con una persona. Quindi le danno l'appuntamento al bar Paradise. L'epoca? Prego? Periodo? 5-6 anni fa, francamente non posso essere preciso perché non... Era estate, inverno? Guardi, se non ricordo male era estate, ma non potrei essere preciso. Se non ricordo male era estate, ma non... Era estate? Se non ricordo male sì, o fine estate comunque, c'era caldo. Ci sa descrivere queste persone?
Delle persone giovani. Tutte e due giovani? Sì, ricordo che avevano un abbigliamento un po' particolare, cioè molto con camicia di seta, ori, questo senza... Ori? Anelli? Gioielli, sì, Tutte e due o uno solo? No, se ricordo bene entrambi. Ci vuole dire l'altezza? Dei giovani più o meno della mia corporatura, però ripeto sono passati tanti anni, non mi viene facile. Le dice tutte e due della sua corporatura, come altezza? Della mia corporatura, quindi più o meno sono... Corporatura non è anche altezza, questo? 80, sì. Tutte e due più o meno, o uno più grande, uno più alto, uno meno alto? I giovani apparentemente distinti. Come altezza dico. Lei quanto è alto? Io sono alto 1,85 m, loro più o meno erano sul 1,80 m circa. E lei ha detto giovani, quanti anni più o meno avrebbe attribuito? Una quarantina d'anni. Per lei giovane significa 40 anni? Sì, come? Debbo ancora nascere forse. 5 anni. Ricordate 5 anni. E qual è stato allora il contenuto dell'incontro? Tutto tranne quello che mi aspettavo. E cioè? È quasi un'estorsione, se così si può dire, forse la parola è troppo grossa, però. Che cosa le hanno chiesto esattamente? Di pagare un tot al mese per poter lavorare tranquilli nelle zone del Catanese. Questo tot al mese le venne quantificato? No, esattamente, mi dissero che più o meno sarebbe costato come avere un impiegato in più, un dipendente in più, questo lo ricordo. Un dipendente in più? Cioè voi quanto... Per me un dipendente costa 1,5 milioni, 2 milioni, dipende.